Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Il Sindaco Risponde, ben trovato nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera a tutti voi. Sindaco, cominciamo la puntata di questa sera parlando di viabilità, perché è proprio di queste ore, insomma, della giornata odierna, l'inizio dei lavori su via Volturno con l'abbattimento di 4 platani, poi tra l'altro vedremo anche le immagini, lavori che rientrano insomma, in tutto il progetto che prevede la riqualificazione dell'ex caserma Prandina col Parco delle Mura di San Benedetto. Insomma, si parte ufficialmente con la riqualificazione dell'area dell'ex caserma Prandina. Allora andiamo a vedere il servizio che fa il punto della situazione su quali saranno proprio i prossimi cantieri in quell'area e poi ne discutiamo insieme. Vediamo. Interessa la viabilità, il primo passo per la trasformazione della ex caserma Prandina nel Parco delle Mura San Benedetto. Il primo obiettivo è l'eliminazione di via Orsini, fatta eccezione per il primo tratto, che sarà di accesso al parcheggio. Ne sarà così ricavata un'area verde di 4.000 metri quadri. Ma per poterlo fare è necessario adeguare la viabilità. In via Volturno sarà ripristinato il doppio senso di marcia, mantenendo la corsia preferenziale per gli autobus, ad esclusione dell'ultimo tratto verso Corso Milano. Abbiamo fatto uno studio, verificato la possibilità di far girare la viabilità in questo modo. In realtà tutta la circonvallazione della città gira in doppio senso tranne su via Volturno, quindi sostanzialmente non si crea una situazione di disagio, si uniforma semplicemente la situazione che c'è in circonvallazione. I lavori che ridisegnano la strada inizieranno martedì con l'allargamento del marciapiede per la messa in sicurezza della ciclabile. Sarà predisposta la nuova illuminazione e sarà necessario abbattere 4 dei 10 platani posizionati a bordo strada. La nuova via Volturno coesisterà per circa un anno con via Orsini, ovvero fino a quando non si inizierà ad abbattere l'edificio a bordo strada. I padovani potranno avere anche un lasso di tempo e abituarsi alle nuove strade, quindi anche per noi sarà un momento di studio, di verifica delle condizioni migliori di viabilità. E allora sono ufficialmente cominciati, Sindaco, proprio questa mattina i lavori preliminari, insomma, per l'abbattimento dei 4 platani. C'eravamo anche noi questa mattina, adesso possiamo farle vedere anche qualche immagine. Come succede sempre in questi casi, insomma, si sono radunate attorno un po' di persone perché non erano per nulla soddisfatte, insomma, dall'abbattimento di questi platani, però le chiedo cosa si sente di rispondere a questi cittadini che si sono trovati per protestare. Io, a parte che sono stati avvisati a tempo, è stato un progetto che era ancora a luglio, ho posticipato per essere tranquilli, anche sotto l'aspetto della sovrintendenza, non che sia responsabile della sovrintendenza, di completare il progetto Prandina. Allora, io capisco, mi associo a loro sotto l'aspetto, è un delitto tagliare una pianta. Per cui anche a casa mia personalmente, prima di tagliare la pianta ci penso 100 volte. Perché stiamo tagliando questi 4 platani? Perché via Volturno cambierà, nel senso sarà un doppio senso, andata e ritorno, in più sarà la corsia degli auto. L'alternativa era non mettere la corsia riservata agli auto, il che vuol dire penalizzare il sistema di trasporto pubblico, cosa che non vogliamo. Per cui questo è l'inizio. Lasciare lì 4 platani vorrebbe dire anche sicurezza stradale, che questo non si può fare, nel senso dopo capita un incidente e dico perché non hai tagliato l'albero. E si va a raddoppiare, ripeto, il senso di marcia. Per cui non è stato fatto a istinto, non siamo tutti quanti conoscitori del traffico, fanno ingegneri trasportisti, ci abbiamo verificato un'altra volta, per cui siamo abbastanza tranquilli. Questo è l'inizio del progetto della Prandina, perché il progetto della Prandina verrà chiuso poi nel tempo, penso anche rapidamente, perché sta crollando il muro di cinta dell'ex caserma, per cui via Orsini sarà chiusa. All'interno dell'area di via Orsini, avete visto, c'è una pista ciclabile, per cui
cambierà moltissimo. Prima di arrivare in Corso Milano sarà fatta una piazza. A me il progetto piace moltissimo. Però Sindaco le chiedo, scusi, non è... siete comunque un po' preoccupati da come reggerà il traffico con una via Volturno a doppio senso di circolazione? Insomma, ritenete che comunque i benefici per la città comunque saranno maggiori? Sì, se no, non ve l'avevamo fatto, ovviamente siamo tranquilli, stiamo verificando in questi giorni ulteriormente calcoli. Non è che la mattina ci svegliamo e diciamo è così, sono calcoli che abbiamo fatto in genere trasportistici, rifatti, essere tranquilli. Poi ogni volta che si fa un cambiamento, noi a Padova siamo molto abitudinari. Io stesso faccio sempre le stesse strade. Però vi ricordate giù del Cavalca via Borgomagno, inizialmente che c'era un caos, tutto sbagliato, non fate queste cose, alla fine si è tutto regolarizzato, perché uno si abitua. È chiaro che abbiamo tanto traffico a Padova, questo è vero, no? Per niente facciamo entrare, tanto traffico. Vi ricordate il siglo di fronte al centro commerciale Esotto? Hanno sbagliato qua. Adesso funziona tutto, bisogna anche abituarsi a queste cose. L'unica cosa è, mi dispiace tagliare gli alberi, noi facciamo di tutto per non tagliarli, però la sicurezza è importante. Di solito li tagliamo solo per due casi, sicurezza o l'albero è ammalato. Altre volte non tocchiamo mai alberi, perché anzi, mi ricordo quanti ne abbiamo piantati, quanti ne pianteremo. Caserma Piave, col caro Caserma Piave, Prandina, sarà un bosco praticamente. Andiamo a salvaguardare tutte le piante che ci sono e eliminiamo solo quelle spontanee, ma il resto bene salvaguardare tutto. Fatto fatica di togliere la pavimentazione, tutta è enorme, per cui togliamo tutto, sarà tutto aderente. Per cui ne uscirà un progetto veramente bello. Io sono convinto che è un bel progetto, che abbiamo fatto una cosa fatta bene, che abbiamo trovato una via di mezzo che va a accontentare tutti quanti, perché uno voleva 1000 posti, l'altro 20 posti. Penso che sia una cosa graduale e corretta. Vediamo dopo gli effetti. Quanto ci vorrà però, Sindaco, per vedere completamente riqualificata l'area dell'ex caserma Prandina, quindi il progetto definitivo, insomma, come sarà, come ci avete mostrato il master? Riqualificata vuol dire sistemare anche gli edifici. Tutto. Ci vuole un po' di tempo. Noi adesso abbiamo quasi 4 milioni del portfolio della regione, e per cui interna del ciclabile, abbattimento delle mura, sistemazione. Vi ricordo che sono due di proprietà, sono due edifici di proprietà, un altro è della soprintendenza che sta mettendo in sicurezza, quando sarà in sicurezza lo darà il demanio e il demanio lo darà al Comune di Padova, per cui io penso 3-4 anni per fare tutto, anche perché abbiamo stimato che fare tutto il progetto ci vogliono circa 12 milioni, per cui noi ne abbiamo un terzo attualmente e sistemeremo la parte verde e il parcheggio e un restauro solo. Poi il resto con fondi europei, stiamo a caccia, Michelici a caccia di fondi, perché come risorse interne attualmente noi abbiamo. È stato, Sindaco, le chiedo, uno dei progetti che le ha creato più grattacapi, quello della riqualificazione dell'ex caserma Prandina? Sicuramente sì. Noi penso abbiamo fatto un piccolo colpo di fortuna, un po' di capacità nostra, di tutti quanti, fare la permuta tra Vianelli e quest'area qui. Era 25 anni che era agognata da tutti i sindaci. Siamo riusciti a fare questa operazione, per cui abbiamo avuto sia da parte della questura, del comandante precedente, del questore intendo, da parte del capo della polizia, l'ok per fare questo là. Per cui con la demanio ha fatto il cambio, la permuta pari pari, penso sia una grossa operazione, per cui vuol dire avere una questura nuova, perché la città di Padova è salita al secondo livello, una questura moderna, nuova, hanno degli spazi veramente, Dio mio, veramente sacrificati, mi ricordo. E rimarrà anche un commissario di centro, per cui una parte rimane quando sarà fatta la nuova questura. Nuova questura siamo presi la responsabilità di fare stazione appaltante per cercare di comprimere i tempi per il finanziamento del Ministero. Sarà pronta tra 6 anni. Penso che in questi giorni sarà definito chi ha vinto il progetto, non è ancora definito, e dopodiché cominciare a fare il progetto e partono i lavori. 6-7 anni. Soprattutto penso, mi corregga se sbaglio, per quanto riguarda l'ex caserma Prandina, a creare un po' di
malumori, malcontenti, disagi, diciamo, è stato Certo. tutto il tema legato al parcheggio, perché i commercianti e anche un po' l'opposizione, insomma, in Consiglio Comunale chiedevano un parcheggio molto più importante in termini numerici. Voi però siete rimasti abbastanza scarsi da questo punto di vista. No, tecnicamente non si può neanche fare 1000 posti, non ci stanno, per cui per dibattere toglie completamente l'area verde, mentre abbiamo puntato molto sull'area verde, per cui alla fine risulterà 3 edifici rimessi a posto totalmente, tutto il resto avrà abbattuto, parlo tutto lungo via Rossini. Il centrale diventerà, come adesso Cavalleggeri, diventerà sede del Consiglio della comunità per quanto riguarda gli abitanti, fatta bar, ristoranti, in modo da dare vita. Gli altri 2 nel tempo avranno ristrutturati, tutto il resto sarà verde, tutto abbattuto, per cui farà un salto di qualità col verde importante, molto importante. Diciamo che allargate un po' l'area del centro storico, cioè si potrà dire che già da Corso Milano quasi parte un po' il vero centro storico della Corso città. Milano, sarà proprio dove c'è il Corso Milano, sarà fatta una piazza, c'è un progetto, per cui tra parentesi adesso abbiamo fatto un concorso in cui tutti gli architetti che vogliono partecipare come idee sono invitati a farlo, per cui uscirà anche qualcosa di pregevole che è vissuto da tutti quanti. Secondo me alla fine sarà 3-4 anni, non lo so, verrà una bella cosa. Adesso obiettivamente anche parcheggiare quando piove sono un po' stanche, non c'è illuminazione, non sta funzionando. Sono convinto che non sarà un parcheggio a raso fatto bene da 250 posti auto, sarà una soluzione positiva. Sindaco, ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con la seconda parte. In questa trasmissione abbiamo alcune altre tematiche da trattare, su tutte il tram, perché insomma ci sono novità sia per quanto riguarda la seconda che la terza linea, tra un po' vi aggiorneremo su tutto, e poi volevo insomma un po' chiedere il suo pensiero su questa che sembra una tendenza che sempre più città vogliono abbracciare, vale a dire quella dei 30 km all'ora. Sappiamo che è successo a Bologna, sappiamo che se ne sta parlando molto anche in Veneto, però ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con Il Sindaco risponde.